Buongiorno, ben ritrovati. Focus TG, ultimo giorno del 2024 e allora partiamo proprio parlando del Capodanno, delle feste che vengono organizzate questa sera nelle principali città del Veneto, nei capoluoghi di provincia del Veneto. Partiamo da Vicenza, dove l'allerta antiterrorismo impone misure straordinarie di sicurezza anche per il capoluogo della provincia berica, e il sindaco ha confermato anche l'ordinanza antibotte. Allora iniziamo il viaggio tra l'attesa del Capodanno da Vicenza. Sarà un Capodanno blindato quello di quest'anno anche a Vicenza. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito in prefettura ha approvato una serie di misure di prevenzione da adottare a seguito in particolare dell'attentato avvenuto ai mercatini di Natale in Germania. Ripristinati dunque le protezioni dei varchi delle vie più affollate del centro, con le barriere New Jersey in cemento armato, sotto particolare controllo delle forze dell'ordine, i luoghi pubblici dove il Comune ha organizzato i festeggiamenti. Stasera ci sarà il Capodanno in Viale Roma, Capodanno gratuito, aperto a tutti i vicentini, quindi anzi l'invito a tutti è a venire in piazza. Ci sarà un Capodanno con tutte le assolute attenzioni alla sicurezza, quindi New Jersey, il posizionamento di tutte le barriere difensive anche alla luce di quello che è successo in Germania. Ci sarà una particolare presenza anche di forze dell'ordine, sarà molto seguito il Capodanno di quest'anno. Tra le misure previste e approfondite da un apposito tavolo tecnico in questura, l'intensificazione della vigilanza fino al termine del periodo festivo, come raccomandato dalle direttive impartite dal Ministero dell'Interno. Attenzione particolare ai luoghi attrattivi dal punto di vista commerciale, turistico e religioso, ma non solo. Attenzione che ci sarà l'ordinanza antibotti come gli altri anni, quindi in tutto il territorio comunale, in tutte le aree pubbliche non si potranno scoppiare razzi, botti, mortaretti, questo per due ragioni. Da un lato perché abbiamo visto quante volte in realtà chi faceva esplodere questi fuochi artificiali si faceva del male, e dall'altro perché hanno fatto danni pesantissimi agli animali domestici. Ogni anno abbiamo centinaia e centinaia di animali in città che scappano e che vanno via dalle case dalle loro case, e questo è un problema serio, quindi anche per rispetto degli animali domestici è importante che tutti abbiano responsabilità e non facciano esplodere petardi, botti e mortaretti. L'apparato di sicurezza sarà assicurato dalla sinergia tra le diverse forze di polizia, compreso quelle municipali, che vigileranno anche sulla viabilità alla luce di quanto stabilito dal nuovo codice della strada. L'auspicio è che tutto si svolga serenamente. L'augurio è il più semplice, quello che il 2025 possa essere un anno bello, di gioia, di serenità e anche di crescita per tutti noi, per le vostre famiglie, per la nostra città. Così dunque a Vicenza. Andiamo adesso nella piazza forse più attesa, quella di Venezia, dove è previsto come sempre, come ogni anno, il maggiore afflusso di persone, peraltro dove il deflusso, cioè delle persone che poi lasceranno Venezia, porterà alla prima prova diciamo, del Capodanno per i famosi tornelli alla stazione. Allora andiamo in piazza San Marco, nella cornice più bella, con il nostro Filippo Fois e Sandro Ponchio. Buongiorno Filippo. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Lo vedete alle mie spalle l'ingresso a Piazza San Marco e l'albero di Natale che è stato allestito nella piazzetta. Noi siamo in riva degli Schiavoni, in uno di quei punti che saranno i punti caldi del Capodanno di questa sera, perché da qui si potranno vedere i fuochi d'artificio che per 20 minuti illumineranno la laguna. Prima dicevi che Venezia è uno dei posti, una delle mete preferite per i Capodanni. Generalmente si superano le 100.000 presenze, per cui una folla enorme, di cui circa 50.000 potrebbero arrivare qui questa sera. Come ci si sta attrezzando? Allora, vi facciamo vedere un paio di cose. Per esempio sono state già montate vedete, degli sbarramenti attorno, una sorta di cordone di sicurezza attorno al Palazzo Ducale, per cui in questo momento naturalmente sono aperti perché il Palazzo Ducale è visitabile, ma poi nel momento in cui chiude il museo
verrà recintata e chiusa tutta quest'area di modo che nessuno possa mettersi sotto i portici. Proseguendo vediamo che tra poco vedrete il famoso Ponte della Paglia, che è uno dei ponti più percorsi di Venezia, perché è quello dal quale si può fotografare il Ponte dei Sospiri. Qui sono stati già posizionati altre strutture per i due sensi di marcia, a destra e sinistra, proprio perché si prevedono grossi ingorghi. E infine poi anche, tra poco le vedremo, verso il bacino di San Marco, naturalmente dovranno essere posizionate più avanti nel pomeriggio. Vedete che ci sono tutte queste ringhiere che sono dei divisori che poi serviranno per i vari ingressi che saranno regolati da degli steward, perché l'accesso naturalmente sarà contingentato. Si prevede un grossissimo afflusso, come detto, dalla piazza non si possono vedere i fuochi d'artificio, per cui qui saranno divise per aree e gli ingressi saranno contingentati. Dobbiamo dire che poi c'è naturalmente l'allerta che è stata lanciata dal ministro dell'Interno Piantedosi, per cui localizzare, per quello che riguarda le prefetture, delle zone calde, quelle più a rischio, che devono essere presidiate per evitare che entrino malintenzionati. Sì, si vuole colpire naturalmente anche la microcriminalità, si tratti di furti, di borseggi, di spaccio di droga. Qui naturalmente siamo in una di quelle. Si tratta di un provvedimento che durerà fino a marzo e che avrà il suo battesimo, diciamo, in Italia, nelle grandi città per questo Capodanno, dopo che è stato provato con successo, dice il Ministero, sia a Bologna che a Firenze. Qui c'è tra l'altro a Venezia un'ordinanza del Comune per quello che riguarda gli alcolici, la leggo per non dire cose che non sono vere. È vietata la vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro, compresi alcolici e superalcolici, naturalmente in lattine chiuse e anche in bottiglie di plastica tappate. È negata la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro anche nei plateatici dei locali. Ovviamente è vietata anche l'assunzione nelle strade. Venezia, come detto, è piena di turisti. Ci sono state anche delle polemiche in questi giorni perché vengono presi d'assalto i mezzi pubblici, l'abbiamo visto anche noi peraltro durante questa mattinata qui in piazza San Marco, e con i relativi disagi che patiscono anche gli abitanti residenti a Venezia, perché ci sono delle code interminabili per poter prendere un battello. Nicola. Filippo Fois e Sandro Ponchio che presidiano la zona di Venezia, attese 100.000 persone. Allora, prima di andare a Padova a vedere cosa accade invece a Padova, all'attesa di Padova, restiamo a Venezia per parlare proprio di sicurezza. Allora, si diceva l'ordinanza del comune sugli alcolici e poi c'è il sindacato che riunisce i titolari delle discoteche e delle sale da ballo, che scende in campo per invitare tutti a festeggiare, ma in modo sicuro e responsabile. Sta per scoccare l'ora del veglione e dell'attesa di Capodanno e come sempre per la notte di San Silvestro si moltiplicano anche per Venezia e provincia, così come per le altre città, le tante occasioni di festa, svago e divertimento. Non tutte, non sempre, sono però pensate in modo sicuro, responsabile e soprattutto rispettando le regole. Si arriva al periodo, quello diciamo più difficile e delicato dell'anno, che sono i veglioni, per cui la nostra è un'allerta sia alla sensibilizzazione dei genitori ma anche dei ragazzi, dove andranno appunto affinché queste strutture siano come le nostre da un punto di vista di sicurezza, siano insomma degli standard elevati. Porato mette tutti in guardia sui pericoli che si potrebbero incontrare a partire dalla somministrazione libera degli alcolici anche a minori. Innanzitutto sulla sicurezza, quindi le vie di fughe, i materiali, il personale addetto alla sicurezza, quindi sono tutti certificati, c'è un processo ben preciso e tutti i nostri associati seguono tutte queste regole. Mentre diciamo tutte queste feste abusive, questi rave, sono in barba a tutte le norme di pubblica sicurezza e anche tutte le normative fiscali, per cui sensibilizziamo sia i genitori ma anche le autorità competenti a vigilare sul fatto appunto che sia un capodanno dal divertimento sicuro. Free bar, quindi la consumazione praticamente una volta pagato questo pseudo biglietto d'ingresso, poi la consumazione, e non c'è nessuno che vigila appunto per la somministrazione ai minori, è una cosa estremamente particolare. Un plauso invece il presidente del sindacato lo rivolge al comune di Jesolo, anche quest'anno tra le località della notte più attenzionate della nostra provincia,
per le ordinanze in vigore da anni anti-alcol. Abbiamo sempre lavorato in affiancamento alle forze dell'ordine, più che mai in questi momenti siamo a segnalare quelle situazioni più a rischio. Anche gli ultimi accadimenti di Treviso e quant'altro ci danno delle indicazioni in questo senso, ovvero sia in determinati periodi, poi sono l'ultimo dell'anno, Ferragosti, quelli un pochettino più caldi, determinate restrizioni diventano ormai obbligatorie un po' per tutti i comuni. Allora, in questo giro dell'attesa di Capodanno abbiamo visto Vicenza, abbiamo visto Venezia, non possiamo non andare a Padova, 10.000 persone attese in Prato della Valle. Chiara Gaiani, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Ringraziamo Antonio Bressa, assessore ai grandi eventi, che davvero sta super lavorando in questi giorni in attesa di questa sera. È iniziato il conto alla rovescia, alle mie spalle potete vedere il palco è già montato. In realtà 10.000 persone sono attese solo qui nell'area in cui ci troviamo, assessore. Sì, fortunatamente il Prato della Valle, come ben noto, è una delle piazze più grandi d'Europa, ci permette di contenere tantissime persone. 10.000 sono le persone che potranno essere ospitate nell'area evento, che riguarda quindi l'area sotto il palco e queste due ali, diciamo, del Prato della Valle attorno al palco. Però in realtà si può accedere senza un particolare limite nell'area del Prato. Ovviamente sarà tutto comunque presidiato, tutto controllato, e quindi si potrà accedere in piena sicurezza. Ecco, ovviamente ricordiamo alle persone che questa sera verranno qui di non portare bottiglie di vetro, oggetti contundenti, ma anche petardi, fuochi d'artificio, perché evidentemente poi possono creare dei problemi di ordine pubblico nel momento in cui ci sono tante persone insieme. Ecco, questa è una vera e propria ordinanza. Accennava al discorso della sicurezza, saranno circa 200 le persone, un centinaio tra poliziotti, carabinieri, forze dell'ordine, poi ci sono gli steward, i volontari della protezione civile. Questa diventerà una sorta di area rossa, come previsto dall'ordinanza di Piantedosi, in cui di fatto potranno accedere solo a piedi attraverso dei varchi, assessore. Sì, noi avremo tutti dei varchi nelle strade di accesso al Prato della Valle, che permetteranno di controllare l'afflusso delle persone con delle barriere antiterrorismo per evitare che qualsiasi mezzo non autorizzato possa entrare all'interno dell'area del Prato. Quindi le persone potranno accedere attraverso questo passaggio, stando sicure poi che all'interno non ci sono pericoli e possono godersi la loro serata in piena serenità. È importante tutto questo, l'abbiamo programmato assieme alla prefettura, alla questura, alle forze dell'ordine. Noi abbiamo 100 steward che sono a disposizione delle persone per controllare che non ci siano appunto oggetti contundenti, ma anche per dare le indicazioni per la sicurezza di tutti, a cui si aggiungono poi il personale della polizia locale, la protezione civile, tutte le altre forze dell'ordine e le forze di primo soccorso. Quindi è veramente tutto organizzato per una serata da vivere in serenità, perché siamo qua e saremo qua per divertirsi, ma sapendo anche che attorno c'è tutto un contesto di attenzione affinché il corso della serata proceda senza intoppi. Ecco, io darei qualche indicazione per la viabilità, perché dalle 19 non si può proprio accedere in auto in Prato della Valle, e di fatto alle 20 si ferma anche il tram, alle 20:30 gli autobus, però ci saranno dei parcheggi scambiatori serviti da navette, una cosa molto importante, diciamolo a chi deve venire a Padova. Sì, è molto importante, perché abbiamo previsto, proprio come è giusto che sia nei grandi eventi, che ci sia anche un servizio di mobilità per le persone che si avvicinano all'area, e in particolare ci sono 4 navette che partono dai parcheggi scambiatori, quindi il capolinea nord, il capolinea sud, ma anche da Brusegana e da Via Bembo, che potranno quindi far convogliare tante persone in sicurezza, anche perché, diciamolo, la sera di Capodanno è anche normale che qualcuno possa brindare e bere qualcosa, e quindi può tornare in piena serenità attraverso le navette che sono messe a disposizione gratuitamente. Ecco, brindisi a mezzanotte con Alfa sul palco? Assolutamente, perché dalle 10 si parte riscaldandoci con l'animazione di Radio Company, e poi intorno alle 11:20 inizierà il vero e proprio concerto di Alfa, che è un cantante giovane ma veramente già tanto apprezzato. Noi da settimane che riceviamo telefonate da persone da mezza Italia che ci chiedono informazioni per venire proprio a sentire Alfa, e quindi poi con lui daremo il benvenuto al 2025 a mezzanotte. Il concerto proseguirà fino all'1, e quindi arriverà Albert Marzinotto, che è un DJ anche lui molto, molto affermato, molto conosciuto, che ci farà ballare fino alla fine dell'evento. Quindi veramente ci sono tutte le condizioni per divertirsi. Poi se qualcuno si stanca della musica c'è anche la pista di pattinaggio, c'è il mercatino natalizio, quindi c'è veramente una grande area eventi per dire un grande ciao, un grande abbraccio al 2025 tutti insieme. Ecco, davvero quindi una grande festa che però sarà anche
all'insegna del rispetto degli animali. Qui in Prato della Valle solo giochi di luce, niente botti anche in tanti comuni del Padovano. Vi lascio il servizio e ringrazio Antonio Bress, assessore ai grandi eventi. L'appuntamento è per questa sera qui, grazie anche a Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Sentiamo insieme il servizio. Qualcuno sceglie la forma dell'ordinanza, altri la campagna social, altri la raccomandazione. Il fronte dei comuni padovani è compatto nell'invitare i cittadini a fare festa con responsabilità per la sicurezza personale delle persone vulnerabili e a tutela degli amici animali. Partendo da Padova città, nessuna ordinanza specifica, ma le limitazioni antismog vietano l'uso di fuochi pirotecnici da parte dei privati. Nella cintura hanno adottato un'ordinanza specifica il comune di Cadoneghe e di Noventa Padovana. Botti e fuochi rumorosi vietati ad Abano Terme e Selvazzano Dentro, che ha imposto restrizioni dal 29 dicembre al 6 gennaio. Esortazioni ai cittadini nel rispetto del regolamento di polizia urbana arrivano dalla federazione di 10 comuni del Campo San Pierese, così come dai sindaci di Villafranca Padovana, Mestrino, Limene, Ponte San Nicolò. Sulla stessa linea i comuni di Saonara e Piazzola sul Brenta. Allora così l'ordinanza, e poi ci sono i sequestri dei botti illegali, come quello che è stato effettuato dalla polizia nella zona del Montello, nella Marca. Un capannone situato nell'area del Montello, ma in centro abitato, una semplice struttura industriale da fuori. Dentro erano stipati 360 kg di materiale pirotecnico, 120 di polvere da sparo. A scoprire tutto questo materiale la divisione della Polizia Amministrativa della Questura di Treviso, congiuntamente ai poliziotti del commissariato di Conegliano e al nucleo artificieri della Questura di Venezia. Le indagini sono partite dall'intercettazione da parte della Polizia di Stato di ingenti quantità di materiale pirotecnico acquistato su internet da un 32enne, risultato poi essere il proprietario del capannone. L'acquisto attraverso un circuito di vendita illegale. La perquisizione in casa ha permesso agli agenti di arrivare al luogo dove il materiale era nascosto. Si tratta di articoli pericolosissimi, alcuni destinati a spettacoli pirotecnici e dunque acquistabili soltanto da professionisti in possesso di apposite abilitazioni, altri confezionati artigianalmente, privi di qualsiasi omologazione e detenuti in modo promiscuo. Insomma, un mix che avrebbe davvero potuto rivelarsi esplosivo. Il materiale è stato sequestrato e messo in sicurezza dagli artificieri della Questura di Venezia. Il 32enne è stato denunciato per detenzione illegale di materiale esplodente. Chiudiamo la pagina allora sul Capodanno, tra cronaca e sicurezza, ma di sicurezza torniamo a parlare per quanto riguarda la criminalità in azione. Andiamo nella Marca, a San Fior nella notte, un boato che ha svegliato buona parte del paese, un bancomat ha fatto esplodere. Buongiorno a Lucio Zanato insieme a Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, alle mie spalle siamo lungo via Roma a San Fior, come vedete la sede della Banca per Api San Biagio, e il bancomat è esploso come l'hai annunciato. Una banda di 5 professionisti, di cui uno di robusta stazza, intorno all'1:20, l'1:18 di questa notte, hanno prima, guardate verso l'alto, la telecamera che hanno annerito e poi successivamente hanno probabilmente riempito di acetilene o forse del gas lo sportello bancomat appunto della banca di credito cooperativo. Un boato che è veramente è stato sentito da tutto il paese e che ha fatto sì che un po' di persone guardassero dei balconi, perché c'è sempre molta attenzione. Ricordiamo che questo è il terzo boato che è capitato, il terzo assalto al bancomat proprio in questa banca. Cosa hanno portato via? In realtà molto poco, almeno questo ci è stato detto dalla direzione della Banca per Api San Biagio, qualche centinaio di euro, forse un migliaio in tutto, ma molti più i danni sono quelli che sono stati fatti. Perché c'era poco denaro? Beh, naturalmente perché essendo siamo a ridosso del Capodanno e quindi molti avevano fatto dei prelievi probabilmente in vista delle spese proprio per l'ultimo dell'anno. Quindi grandi danni, bottino magro, la macchina, una Golf probabilmente nera, una appunto, è sfrecciata dopo il boato poco
pochi minuti dopo, si parla dell'1:20, 1:18 il boato, 1:20 invece la macchina che è sfrecciata via da questo luogo lungo via Firenze e poi ha imboccato la bretella della A28. A28, naturalmente questa macchina è passata attraverso i varchi delle telecamere che circondano sostanzialmente tutto il paese di San Fior e proprio per questo in questo momento stanno verificando appunto la targa o comunque se l'auto è rubata. Però dopo queste cose noi siamo venuti qui questa mattina, abbiamo raccolto la testimonianza del fornaio che in quel momento, nel momento del boato, stava lavorando. Come vedete qui c'è un panificio e proprio per questo c'era l'attività nel corso della notte, e successivamente si è recato qui il sindaco Martorell e quindi sentiremo nell'ordine prima la testimonianza del fornaio e successivamente il commento del sindaco a questo ennesimo assalto al banco, ma dopodiché linea allo studio. La notte verso l'1:15 si trova un boato assurdo. Siamo andati fuori a vedere, ma sì, non ci siamo esposti perché insomma poteva essere pericoloso. C'era un bel po' di fumo e ci siamo chiusi dentro perché insomma non si sa mai e niente. È stata una cosa inaspettata, brutta. Quindi non hai visto macchine che... No, zero. Sì, non siamo rischiati a guardare perché insomma... Comunque il botto è stato veramente... Sì. Il mio collega si è detto, un petardo, un po' strano per essere un petardo, un po' troppo forte. Siamo andati fuori a vedere e dopo ci siamo chiusi dentro a chiave e noi stavamo comunque lavorando verso l'1:15 e niente, dopo siamo andati i carabinieri e però bella botta. A San Fior che capitano cose di questo genere? Ormai è la terza volta, lo stesso bancomat. Terza volta, sì, non è la prima volta. Sindaco, spaccata, altri fatti di cronaca nelle ultime settimane, cosa sta succedendo a San Fior? Ma non è solo San Fior, adesso hanno preso di mira questo sportello, ma poteva essere quello di Castello o quello di Ossago, cioè, se non c'è una certezza della pena, chi delinque continua a delinquere e le forze dell'ordine, poveracci, fanno quello che possono e quando li prendono entrano per una porta e escono per l'altra. Basta. Non è che abbiamo tante cose da dire, diciamo sempre le stesse cose, però ci vuole un cambiamento radicale, ma questo mi pare chiaro, insomma, altrimenti non succederebbero tutte queste cose qua. Nei paesi che ci stanno intorno queste cose qui non succedono, perché quando li prendono, li fanno pagare. Da noi c'è sempre un motivo, una ragione, un cavillo per assolvere e non va bene così, cioè ogni tanto ci vuole qualcosa di concreto. La rabbia del sindaco di San Fiore. Adesso invece andiamo sempre della Marca perché ieri sera 2 rapine in meno di un'ora armati di pistola, forse la stessa banda in azione anche se con auto diverse, le modalità però sono molto simili. Prima in Strana e poi a Ponzano, e a Ponzano c'è la nostra Anna De Roberto insieme a Tommaso Migot nel mirino le tabaccherie. Buongiorno Anna. Sì, Nicola, buongiorno. A Ponzano siamo con Irene Baseggio, una delle vittime di quanto accaduto, la seconda tabaccheria colpita e presa di mira, e tra l'altro siamo davvero in piazza Chiesa, quindi siamo davvero nel cuore di Merlengo. Irene, eccola qui, è nella sua postazione di lavoro, la postazione di una vita, e porta ancora addosso i segni, insomma, di quanto accaduto. Noi l'abbiamo vista commossa prima, Irene. Sì, no, perché ieri tenevo duro e oggi sarebbe venuto il crollo fisicamente parlando, però io in genere a queste cose reagisco anche con energia, con grinta, insomma, dopo, no? Cioè, non è che sia una che scappa, cioè tengo duro. Infatti lei oggi è qui a lavorare. Sì, no, sono andata prima dei carabinieri a firmare la denuncia, eccetera, e poi sono qua anche perché è la fine del mese e c'è gente che deve pagare bollette e roba varia, cioè lo considero un servizio in questo più che una vendita di sigarette. Ci racconta cos'è accaduto? Ma le ho già raccontato prima, devo ripetere? Sì, perché abbiamo raccolto diverse interviste, le chiediamo una nuova testimonianza, Irene, anche anche per raccontare quanto è accaduto con i clienti che erano all'interno. I clienti sono rimasti immobilizzati, tanto è vero che mentre io, siccome ero qui e non potevo uscire, quando loro se ne sono andati, i banditi, avevo detto: ma scusate, guardate la targa, perché c'era il retro
dentro della macchina là, e loro non capivano, cioè, ah sì, è vero, sì, potevamo guardare almeno la targa, non avevano neanche capito che tipo di macchina. È stato un altro cliente che è entrato successivamente, che aveva visto questa macchina andarsene a fortissima velocità e che quindi ci ha confermato che era, come diceva quelli del 112, che era una Porsche Cayenne, e vabbè, poi quelli del 112 gli hanno detto che è stata rubata 3 giorni fa in zona Rovigo. Questo per quanto riguarda i clienti. Anche l'altro cliente, quello che per prima gli era stato intimato di mettersi a terra, lui ha detto: io sono rimasto come imbabolato, irrigidito, non mi sono assolutamente buttato a terra, si è messo le mani in tasca, e con questo il bandito, quello che si può chiamare, non ha insistito, si è preoccupato più che altro di prendere quello che poteva prendere, dei soldi, ed erano interessati semplicemente ai soldi, perché c'erano tanti prodotti gratta e vinci disponibilissimi appena registrati, quindi c'erano migliaia di euro qui che si potevano prendere, li hanno completamente ignorati e quindi erano interessati al denaro, insomma. E li hai visti molto sicuri di sé, diceva? Molto sicuri, sì, questo sì, molto sicuri, molto decisi. Ecco perché si pensa che fossero dei professionisti, insomma, non quelli che tentano le prime esperienze così. E italiani? Come parlavano, sì, poi senz'altro italiani, poi a quale appartenenza fossero non lo so, sì, non voglio dire certi nomi, ma comunque... Senta Irene, noi abbiamo notato fuori dalla sua tabaccheria un cartello dove lei dice lontani i giovani. C'era stato un periodo di qualche mese, sì, che era il divieto d'ingresso ai ragazze minorenni, e che la loro specialità è furti e maldicenze, che non riuscivo a salvarmi da questi gruppi di ragazzi. C'erano gruppetti di 2 o 3 che entravano, erano molto abili e rubavano, però non si tratta del discorso di rubare la caramella eccetera. Io ho dovuto mettere tutto in vetrina, diciamo, le sigarette elettroniche, le sigarette quelle usa e getta, perché ne sparivano anche 3-4 alla volta, quindi 3-4 voleva dire 20-30 euro, cioè non è E poi avevano un modo di fare che ti faceva sentire proprio cretina, non in grado di difenderti, per cui una sera che ero stanca, ho detto io domani non apro più, ho scritto questo cartello e devo dire che il cartello ha avuto un risultato, cioè io quel gruppo di ragazzi là non li ho più visti qua dentro. Di recente ne sono entrati in tempi diversi 2 e con un comportamento molto tranquillo, ma non indifferente, molto educato, che mi chiedevano se potevano fare questo, se potevano fare. Per cui ho detto non tolgo il cartello perché un risultato l'ho ottenuto, non so se togliendolo il risultato cade. Ho avuto il suggerimento di una persona un po' esperta di queste cose che mi ha detto no, lascialo, perché i ragazzi hanno bisogno di regole, hanno bisogno che qualcuno, visto che molto probabilmente in famiglia forse nessuno alza la voce, hanno bisogno di questo, allora io continuo a lasciarlo fuori. Al di là di questi ho avuto anche un lungo periodo con i Rom, che quelli sono tremendi, ce li avevo io, li aveva Castagnoli Tutto Giochi, Lupim, che poi erano, mi hanno fatto vedere le foto, erano più o meno le stesse persone. Quindi comunque sempre giovani? Sì, che si comportano come fossero dei cretini, che non capiscono, ed è una maniera per tirarsi dalla loro parte. Ecco Nicola, la testimonianza di Irene, che in qualche modo un po' va a fotografare, ad aggiungere un ingrediente in più rispetto anche alla narrazione che noi stiamo facendo di giovani, giovanissimi e della microdelinquenza che si sta aggirando anche nella nostra Marca trevigiana. I banditi che sono arrivati qui nella tabaccheria di Irene Baseggio poco prima pare siano entrati in un'altra tabaccheria a Sala di Istrana. Hanno puntato anche qui la pistola al volto ai 2 titolari, Ruggero e Marisa, titolari che ancora sotto shock non hanno voluto rilasciarci alcuna dichiarazione, ma siamo riusciti a parlare invece con il loro vicino, il dottore farmacista. Allora vi facciamo ascoltare che cosa ci ha raccontato, anche la sua è una testimonianza importante perché dice: come commercianti ormai viviamo sempre in allerta. Ve lo facciamo ascoltare. C'è stata una rapina qui alla tabaccheria Tosello e diciamo che fortunatamente, da quello che mi dicono le mie dottoresse, la farmacia qui era piuttosto affollata a quell'ora, quindi
potremmo anche essere stati nel mirino, per quello che ne so, e quindi magari hanno provato da un'altra parte perché qui c'erano troppe persone. Quindi ci sono anche... Mi è stato riferito che c'erano 2 persone solamente, e i 2 titolari, marito e moglie, e poi sono entrati appunto col viso travisato e gli hanno puntato la pistola. Hanno puntato delle armi che non hanno capito se fossero vere o false, e si sono fatti consegnare l'incasso, il denaro che era nella cassa, perché penso sono fatti svuotare dentro un sacchetto di nylon comune e sono andati via. Da quello che ho capito, una persona che usciva ha intuito, ha visto che poi quelle persone che entravano erano entrate travisate, e ha buttato l'occhio nella targa, e anche è riuscita a comunicare poi ai carabinieri il numero di targa, che però è di un'auto che sembra rubata, ma questo so per sentito dire, no? Non so altro. Le sue farmaciste sono sconvolte da quanto accaduto, è la prima volta, ci dicono, che succede in 40 anni qui. Diciamo che ci sono state delle farmacie vicine, qui mi sembra a Trevignano, poi a Badoere anche molto recentemente, quindi diciamo che noi siamo sempre con le orecchie belle aperte. Tra l'altro io devo dire anche che i carabinieri di Strana passano tutte le sere qui verso quando si fa buio, quindi fanno un passaggio, quindi c'è una certa collaborazione. Tra l'altro sono venuti anche a vedere con le telecamere se hanno registrato qualche passaggio, ma di questo non posso dire niente perché... Quindi si vive un po' in allerta. Siamo in allerta, certo, certamente. Non è maniera di finire l'anno questo, dai, speriamo che passi. Ecco Nicola, la testimonianza del farmacista, poi siamo riusciti appunto a parlare con la signora Irene, che davvero ancora ringraziamo, perché insomma dopo tutto quello che è accaduto è ancora qui a fare il suo lavoro, e quindi davvero grazie ancora a Irene per la sua testimonianza. Noi da Merlengo di Ponzano restituiamo la linea, aggiungiamo soltanto che le forze dell'ordine sono già in possesso delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che la tabaccheria di Istrana aveva e quindi ha fornito, che potrebbero insomma fare luce su quanto accaduto e riuscire anche in breve tempo ad identificare i responsabili delle 2 rapine. Grazie ad Anna De Roberto, grazie anche a Tommaso Migot. Dai banditi ai vandali e non solo, c'è il Ponte Vecchio restaurato e già rovinato a quanto pare. Vanessa Banzato in diretta da Bassano del Grappa, buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Nicola, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Beh, hai detto bene, perché il Ponte Vecchio di Bassano, un monumento nazionale tra l'altro restituito alla città da pochi anni dopo un lungo lavoro di restauro, è già vittima di numerosi episodi di vandalismo. L'anno scorso il Comune aveva già provveduto a sistemare una parte delle balaustre che erano state danneggiate appunto dai vandali, adesso sono tornati in azione. Con me l'assessore di Bassano del Grappa al decoro urbano e ai lavori pubblici, Andrea Viero. Assessore, purtroppo questa cosa si sta ripetendo troppe volte anche a Bassano, ai danni di quello che è un monumento nazionale, un simbolo non soltanto per la città di Bassano, per i bassanesi e le bassanesi, ma in realtà per tutta l'Italia. Sì, intanto buongiorno a tutti. È vero, in questi giorni c'è tantissima gente che frequenta la nostra città, il nostro ponte. Purtroppo ogni tanto succede quello che è successo in queste ultime ore, ovvero qualche atto vandalico. La maggior parte delle volte riusciamo anche a risalire ovviamente i responsabili, che vengono puntualmente puniti, e poi ovviamente abbiamo un piano di manutenzioni complessivo durante tutto l'anno, procederemo anche l'anno prossimo e sarà anche l'occasione per porre rimedio appunto a questi atti vandalici. Ecco perché diceva già per la primavera pensate di portare avanti questi lavori di sistemazione di questa parte della balaustra del ponte? Sì, nelle scorse settimane è stato fatto un primo intervento preliminare sulla parte di balaustra posta a sud. L'anno prossimo in primavera procederemo anche con la parte quella a nord.
Però io non posso non farle una domanda. Le telecamere che sono posizionate nei punti d'accesso in centro al ponte funzionano, sono attive? Allora, le telecamere ovviamente sono attive, è chiaro che quando c'è grande afflusso di persone e tanta gente come in questi giorni a volte è difficile risalire a chi appunto ha la responsabilità di questi atti vandalici. Quello che chiediamo ovviamente anche alla cittadinanza, a chi frequenta la nostra città, che se vede qualcosa di anomalo di segnalarlo prontamente ovviamente alle forze dell'ordine che intervengono puntualmente. Però in ogni caso le immagini potranno essere visionate dalla polizia locale nello specifico e di conseguenza si spera di riuscire a risalire a chi non ha assolutamente rispetto per questo monumento. Sì, è chiaro che insomma l'intento è quello di beccare i responsabili, punirli e porre rimedio ovviamente a queste situazioni. È chiaro che dispiace, questo appunto lo dicevate bene, è un monumento nazionale, un monumento di tutti, non è solo della città di Bassano. Sì, perché poi tra l'altro basti vedere in questo 31 dicembre c'è tantissima gente qui sul ponte. E poi la fortuna che abbiamo di vivere in questo luogo splendido. È un peccato davvero vedere che viene minato, che viene rovinato questo punto nevralgico della città. Abbiamo un patrimonio che è unico al mondo, la nostra città è bellissima, ma come tutte le città della nostra Italia è chiaro che quello che chiediamo è rispetto da parte di tutti di quello che è un bene collettivo. Ecco Nicola, quindi adesso aspetteremo, vedremo se grazie alle telecamere si riuscirà a risalire ai vandali e poi ovviamente ci sarà immagino anche un giro di vite proprio per cercare di contrastare al massimo episodi di vandalismo. In questo caso ovviamente se i responsabili dovessero essere individuati è chiaro che insomma le sanzioni amministrative sono la prima cosa da fare, ma è chiaro che stiamo parlando di un monumento nazionale, quindi c'è anche la denuncia penale. Certo. Bene, da Bassano del Grappa Nicola e a tutti gli spettatori lascio questa meraviglia di immagine e a tutti un buon anno. Grazie a Vanessa Vazzato e l'assessore. I vandali sono dunque avvisati. La cronaca è ancora la cronaca con un 86enne di Tombolo nel Padovano che è morto mentre affrontava la direttissima a Pieve del Grappa. Forse un malore tra le cause del decesso di Dino Zanon, 86enne di Tombolo, trovato senza vita a Pieve del Grappa, lungo il sentiero 106, conosciuto come la Direttissima, percorso molto impegnativo che porta dal santuario della Madonna del Covolo di Crespano al sacrario di Cima Grappa. L'anziano è stato rinvenuto prono a terra da alcuni escursionisti che hanno subito dato l'allarme. Non si esclude che sia stato colpito da un infarto, causato forse dalle rigide temperature. Sul posto i sanitari del SUEM 118 Pedemontana Emergenza che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e i tecnici del soccorso alpino che hanno provveduto a recuperare il corpo di Zanon e riportarlo a valle. L'86enne era molto conosciuto a Onara, dove aveva vissuto per anni con la famiglia e dove aveva gestito la sua attività di falegnameria. La sua passione per la montagna lo aveva caratterizzato da sempre e nonostante l'età non si era mai tirato indietro davanti a un'escursione e proprio tra le sue amate montagne se n'è andato in questo 31 dicembre 2024. Un incidente stradale a Valdagno nella notte, un'auto che si rovescia finendo contro una recinzione, ferito il conducente. Intervento stanotte da parte dei vigili del fuoco in Contraosti a Valdagno per un'auto che si è rovesciata su un fianco finendo contro la recinzione di una casa. L'autista è rimasto leggermente ferito. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l'auto, mentre il conducente, venuto fuori autonomamente, è stato preso in cura dal personale del SUEM e trasferito in pronto soccorso per accertamenti. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Vi faccio vedere sempre per la cronaca dal sito del Gazzettino questa tragedia avvenuta a Trieste, fuga di monossido di carbonio in un appartamento B&B, in un bed and breakfast, 60enne morto, intossicata la moglie e altre 9 persone, palazzina evacuata. Si stanno moltiplicando le tragedie e i drammi di questo tipo e ieri sera c'è stato un intervento a Fontanelle, siamo di nuovo nella Marca Trevigiana in piazza Guglielmo Marconi, ricovero di 2 persone in ospedale per intossicazione da monossido. La squadra intervenuta da Motta di Livenza ha rinvenuto all'interno della casa un braciere che è stato probabilmente utilizzato per scaldarsi, le cui esalazioni hanno provocato i malori nelle 2 persone ricoverate. E poi ci sono le condizioni ancora molto gravi, stazionarie ma ancora molto gravi, della bimba di Montebelluna
che ieri mattina ha avuto un malore nel letto, è stata trasportata d'urgenza a Padova dove versa appunto ancora in gravi condizioni. Sentiamo il racconto di Lina Paronetto. Un'apnea notturna, un principio di asfissia, forse dovuto alla posizione in cui la piccola stava dormendo nel letto, tanto da andare in arresto cardiaco. Il dramma in via Trevignano a Montebelluna, dove la piccola di casa, una bambina di 17 mesi appena, è stata colta da malore. La bimba ha smesso di respirare, i genitori disperati hanno allertato i soccorsi. Erano le 7:45. Gli operatori del SUEM 118, arrivati con ambulanza e automedica, sono riusciti a far ripartire il cuore della piccola e a stabilizzarla, decidendo l'immediato trasferimento della paziente in elicottero a Padova, dove è stata ricoverata in cardiologia neonatale, ma le condizioni restano gravissime. Una tragedia che ovviamente ha colpito la nostra comunità. Io mi permetto semplicemente di portare la mia personale vicinanza, ma anche la vicinanza di tutta la città alla famiglia in questo momento, soprattutto quando riguarda una persona in tenera età come in questa situazione. Credo che l'amministrazione questo sia il minimo che può fare. Noi siamo a disposizione. La bambina è la minore dei 3 figli di una coppia di origini nigeriane. La piccola è nata prematura e non è da escludere che il malore che l'ha colpita sia collegato a problematiche di salute pregresse. Il quadro è estremamente delicato, occorrerà capire se e per quanto tempo al corpicino sia mancato l'ossigeno e quali conseguenze ne possano essere derivate. Noi tutti speriamo che la situazione ovviamente si evolva in modo solo ed esclusivamente positivo, rimaniamo nelle mani del Signore, quindi io rinnovo il mio abbraccio alla famiglia nella speranza che tutto si risolva nel migliore dei modi. Vedremo quali saranno le evoluzioni. Ripetiamo, le condizioni sono ancora molto gravi di questa bimba di appena 17 mesi. Allora adesso c'è un primo break pubblicitario. Con la cronaca torneremo fra poco. A rientro dalla pubblicità però torneremo a parlare della Pedemontana. Quindi vedremo sia l'annuncio degli sconti sulle pedaggi della Pedemontana che le polemiche che ne sono seguite da parte del PD, le polemiche nei confronti del governatore Zaia. Quindi a rientro gli sconti sul pedaggio della Pedemontana, ma anche le polemiche della opposizione. A fra poco. Da lunedì al venerdì e per tratte non superiori ai 25 km le tariffe della superstrada pedemontana veneta saranno scontate del 60% per i veicoli di classe A. Già anticipato nei giorni scorsi, il provvedimento che cambia il tariffario della superstrada dovrebbe entrare in vigore tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo dell'anno prossimo. È un modo anche per dire di mantenere la parola. Abbiamo sempre detto, nel momento in cui abbiamo dati positivi saremmo subito pronti a dare un segnale ai cittadini. Fare uno sconto del 60% al traffico leggero, alle auto e ai furgoni significa rispondere alle famiglie, ai lavoratori, agli artigiani e a tutti coloro che lavorano nel territorio. Dunque nei giorni feriali si potranno percorrere 2 tratti al giorno di 25 km con lo sconto del 60%. Possono essere un'andata e ritorno o 2 itinerari diversi. I 2 sconti quotidiani sui 25 km non sono cumulabili, non si possono cioè percorrere 50 km, magari con un'uscita e una reentrata, in quel caso la tariffa è piena. Il limite chilometrico dello sconto si spiega perché, pur a beneficio di tutti, ha principalmente lo scopo di incentivare il traffico locale, quello sulla breve distanza. È proprio il traffico locale che stenta a partire, il traffico delle piccole tratte dove molto probabilmente il pedaggio crea un deterrente ad utilizzare la pedemontana, quindi di fatto mancando questo traffico noi andiamo ad incentivarlo e ad agevolarlo. Quando sarà attivo lo sconto del 60%, una tratta come ad esempio quella dal casello di Breganze a quello di Loria Mussolente passa da 4 euro a 1,60. Sono le tariffe più basse del Veneto, però bisognerà avere il telepedaggio. Inizialmente si diceva moduli, domande, richieste, è impossibile, sarebbe diventato veramente complicato riuscire a realizzarlo, basta essere
muniti di un telepedaggio che può essere Unipol piuttosto che Telepass o qualsiasi altro telepedaggio e si può usufruire dello sconto. I mancati introiti provocati dagli sconti non dovrebbero avere contraccolpi sulle casse della Regione, perché il traffico medio sulla pedemontana veneta sta rapidamente raggiungendo i volumi previsti. Non abbiamo calcolato, però insomma abbiamo margini per affrontare questo tema, visto e considerato l'incremento del traffico che è importante e che si avvicina alle previsioni, soprattutto quello pesante ha superato le previsioni. Lo sconto sul pedaggio per aumentare il traffico lungo la pedemontana parte lancia in resta Vanessa Camani, capogruppo in regione del Partito Democratico, che attacca il governatore Zaia senza troppi giri di parole. Non può presentare un'operazione del genere senza dire quanto impatterà sul bilancio della regione, come pagheremo il buco enorme, la voragine che già la pedemontana sta determinando nei conti pubblici della nostra regione, parliamo di 150 milioni in 3 anni. 3. Quali e quanti altri servizi ancora dovremo tagliare per pagare i debiti della pedemontana? Io non sono pessimista come ama semplificare il presidente Zaia, voglio sapere esattamente la verità e la verità Zaia non ce la vuole dire e io credo che sia una dimostrazione di debolezza ma anche di brutta politica. Un obiettivo potrebbe essere raggiunto, l'aumento del numero di veicoli, ma questo non risanerà il pesante buco di bilancio della pedemontana, conclude Vanessa Camani. Quanto aumenteranno i ricavi non è dato sapere, visto che c'è lo sconto che incide comunque sulle entrate, perché ricordiamo che la strada pedemontana veneta, per come è stata impostata da Luca Zaia, funziona così. Il gestore si becca una cifra fissa di 160 e rotti milioni ogni anno, mentre se si guadagna, se si va in perdita, è tutto un rischio di cui si è fatta carico la regione del Veneto. Cioè Luca Zaia ha esposto il bilancio di un ente pubblico al rischio di impresa. Nel momento in cui scarichi il rischio di impresa sul bilancio della regione, io pretendo che tu mi sappia dire quanto mi costa. Lo pretendo. Siamo tornati dunque con Focus TG con il tema della pedemontana, quindi avete sentito il pedaggio abbattuto del 60% con le modalità che avete sentito e anche le polemiche dell'opposizione. Torniamo alla cronaca, abbiamo parlato di ladri, di furti, ci torneremo fra poco, i furti classici, chiamiamoli così, ma c'è anche un furto molto pericoloso che è quello delle identità. E allora c'è stato un attacco hacker dei pirati informatici al database di un'azienda che gestisce in tutta Italia lo SPID, una delle 12 aziende che gestiscono lo SPID. Ebbene, sono stati rubati i contatti, mail e numeri di telefono di milioni di utenti anche nella Marca trevigiana e quindi c'è un alto rischio di furto di identità e quindi di truffe. Attenzione. Non c'è il pericolo che qualcuno entri direttamente nello SPID, si appropri dell'identità digitale di qualcuno, ma i riferimenti. L'identità può essere rubata adesso tramite l'attività di phishing a cui bisogna porre molta attenzione. Ci sono mail e numeri di telefono, semplicemente contatti, messi però già in vendita sul dark web, destinati a diventare il cavallo di Troia con cui i pirati informatici si impadroniscono delle nostre password o dei nostri conti correnti. Le analisi del maxi furto di dati sono in corso anche da parte della Trevigiana Trevi Group, guidata da Domenico Baldasso, presidente della comunità ICT di Confartigianato Marca Trevigiana. Si tratta di un hackeraggio condotto verso un componente della filiera e ragionevolmente dai controlli che abbiamo effettuato i dati che sono stati trafugati non contengono credenziali di accesso ma contengono numeri di telefono e indirizzi mail. Il prezzo a cui vengono venduti, abbiamo fatto delle verifiche nel dark web, è di $1.400 tutto il pacchetto completo. Presa di mira un'azienda leader nella gestione dello SPID, rubati circa 4 milioni di dati personali, trafugato 1 milione di numeri di telefono e circa 3 milioni di indirizzi mail. Target dei futuri attacchi di phishing, una truffa diffusa che induce l'utente a cliccare su un link pericoloso. Potrebbe arrivare un messaggio dove compare InfoCert piuttosto che un'agenzia, altra agenzia governativa e via dicendo nel cellulare, chiedendo per esempio di fare gli accessi nuovi perché appunto è stata data breach e quindi abbiamo bisogno di avere un cambio password. La cosa importante sarà porre la massima attenzione nelle prossime settimane, nei prossimi mesi nel ricevere messaggi o mail provenienti appunto da questo canale piuttosto che da altre pubbliche amministrazioni.
Attenzione dunque, proprio in queste settimane a richieste particolari di cambio password, eccetera, eccetera, avete sentito. Poi ci sono i furti, chiamiamoli classici, che però indignano sempre, come un furto che aveva indignato nel Padovano era la Madonnina del Presepe della parrocchia di Trambacche di Veggiano, che era stata rubata ma che fortunatamente è stata restituita. Eccola la Madonnina ritratta mentre è inginocchiata verso Gesù, tornata dopo un breve rapimento a vegliare il bambinello nel presepe che la parrocchia di Trambacche allestisce ogni anno nella rotatoria vicina alla chiesa. Era stata rubata la notte della vigilia di Natale, così come l'anno scorso era toccato al più giovane dei magi, Gaspare. A riconsegnarla alla vigilia della fine dell'anno ci hanno pensato proprio i rapitori, 2 giovani di 20 anni di Este. La loro auto, ferma sulla rotatoria la notte del 24 dicembre, era stata fotografata dalle telecamere di sorveglianza collegate alla polizia locale dei comuni Retenus e proprio gli agenti, grazie alla targa, sono risaliti al proprietario del veicolo suggerendo la restituzione della Madonnina nelle mani del parroco Don Francesco Boschetto, che li ha perdonati per la bravata, ricordando loro che poteva andare ben peggio, anziché cavarsela con una multa per divieto di sosta sulla rotatoria. Da qualche ora la Madonnina è tornata al suo posto e da lì continuerà, come scritto sulla pagina social della parrocchia, ad esaltare il vero spirito del Natale e ad annunciare con felicità la venuta di Gesù. E poi nell'uomo nel Bassanese con i ladri in azione il giorno di Natale a San Michele e anche nei giorni successivi. Allora il presidente del quartiere di Bassano invita a segnalare sempre le anomalie. Non si fermano i furti in abitazione a San Michele di Bassano. I ladri hanno colpito proprio il giorno di Natale, andando a svaligiare una casa lungo la trafficata provinciale 72 e tentando di entrare in una seconda a pochi metri di distanza, senza però riuscirci. E cresce la preoccupazione della gente, come conferma il presidente del quartiere Enrico Feltrin. Un furto il giorno di Natale è una cosa un po' veramente strana. Insomma, di solito i furti siamo abituati a vederli nel periodo di fine ottobre, novembre, molto prima di Natale. Appunto un furto il giorno di Natale è una cosa veramente particolare, ecco. C'era quel famoso controllo del vicinato di cui San Michele era uno dei 3 quartieri che anni fa aveva fatto una sperimentazione iniziale. Sarebbe interessante, insomma, magari riattivarlo parlando con l'assessore competente, magari cercare in qualche modo di riattivarlo e comunque sensibilizzare la popolazione a segnalare assolutamente qualsiasi movimento sospetto di auto o di persone. Noi per fortuna nel nostro piccolo quartiere, insomma, siamo anche magari più facilitati. Bisogna fare una campagna di informazione in tal senso. Torniamo a Treviso, torniamo a parlare dell'omicidio di Francesco Favaretto, la tragedia di via Castelmenardo. Nel pomeriggio di ieri l'autopsia sul corpo del ragazzo morto dopo l'aggressione, 2 colpi fatali, ferite tutto il corpo. Il povero Francesco è stato letteralmente massacrato e le sequenze dell'omicidio sono state riprese da una telecamera della zona. 2 ferite, una al costato, una alla gola, entrambe potenzialmente letali, una inferta con il coltello, l'altra con un coccio di bottiglia. Sul corpo altre ferite da taglio e lividi da pestaggio, una decina, ma di entità più lieve. È un quadro che conferma elementi già in possesso degli inquirenti, quello che emerge dall'autopsia sul corpo di Francesco Favaretto. Il 22enne aggredito in via Castelmenardo la sera del 12 dicembre è morto l'antivigilia di Natale. A eseguire l'esame nel pomeriggio l'anatomopatologo Alberto Furlanetto. Se a causare la morte del ragazzo sia stato il colpo al torace o quello alla gola andrà approfondito. Entrambi, tuttavia, anche se inferti singolarmente, potevano essere mortali. Effettuati infine i test tossicologici per appurare se la vittima avesse assunto sostanze. Un'aggressione selvaggia, una lite, questa è l'ipotesi, legata alla droga, all'hashish che Favaretto doveva vendere e il gruppetto acquistare. Chi dovesse fare la prima mossa, consegnare lo stupefacente o il denaro, sarebbe la causa del litigio. I 10 sarebbero arrivati a impossessarsi di telefono e zaino del 22enne. Lui sarebbe andato su tutte le furie, ricevendo la prima bottigliata alla testa da una delle ragazze indagate per concorso in omicidio. Lui le avrebbe a quel punto messo le mani addosso, lei per difesa lo avrebbe
avrebbe nuovamente colpito con le bottiglie di vino comprate poco prima al supermercato. Quindi il tragico epilogo, ripreso nitidamente da una telecamera privata. I 3 arrestati che si accaniscono su di lui, Ade, il 19enne di Ponte di Piave, lo accoltella al torace, mentre Ozuna, il 18enne di Santa Bona, lo prende a calci impedendogli di difendersi. E infine il 15enne tira fuori di tasca un coccio affilato che ha con sé e colpisce alla gola Favaretto, lasciandolo ad agonizzare in un lago di sangue. La tragedia di via Castelmenardo, ma non c'è pace per Treviso. C'è stata 2 sere fa l'ennesima rissa in centro città con calci, pugni e sprangate da parte di una quindicina di ragazzi coinvolti, tutti ventenni di origine pakistana, 3 i feriti e 4 denunciati per rissa. E poco prima in una piazza vicina dei ragazzini si sono picchiati con dei bidoni della spazzatura. Uscivo dal garage che è esattamente qui in via Orioli e vedevo una dinamica di contrasto tra più persone che si mettevano esattamente dietro questo muretto e si lanciavano questi cassonetti che rimangono semplicemente qui in strada durante la giornata. È un tafferuglio in corso. Tra chi? Erano dei ragazzi che potevano avere tra i 15 e i 18 anni, la solita fascia d'età che oggi magari è più in voga per queste scene qui. Il bidone della spazzatura è ancora in mano dopo averlo tirato più volte contro un coetaneo. Urla, schiamazzi e l'ostentazione di una violenza gratuita, secondo i testimoni, senza nessun motivo apparente. Protagonisti un gruppetto di 4-5 ragazzini che in piazza Giustinian Recanati nel tardo pomeriggio di domenica hanno cominciato a malmenarsi. Anche le forze dell'ordine sono andati vigili nell'arco di un quarto d'ora, 20 minuti. E li hanno controllati, io guardavo dalla terrazza di qua dove abito questo controllo che è avvenuto e poi sono andati via. Tracce di sangue ancora a terra invece all'indomani della violenta rissa tra una quindicina di ragazzi, tutti ventenni di origine pakistana, nel vialetto dei Giardinetti tra via Roma e piazzale Duca d'Aosta davanti alla stazione dei treni. Il fatto intorno alle 21. Minacce e urla probabilmente tra gruppi rivali degenerati in calci, pugni, colpi di spranga. A pagarne le conseguenze 3 ragazzi con tagli ed ematomi sul volto. Una rissa che si è trascinata fino alla stazione dei treni dove uno dei feriti ha tentato di trovare riparo dalla violenza. Intervenuta una volante della polizia e il suo M118 chiamato da alcuni amici dei ragazzi coinvolti. Sono attualmente 4 i ventenni denunciati per rissa. Esasperazione tra i commercianti della zona e i residenti dopo l'ennesima violenta rissa in centro città. C'è preoccupazione sicuramente perché Treviso è sempre stata anche nelle classifiche di fine anno tra le più sicure in Italia, con riferimento alla sicurezza, e ad oggi al netto delle tabelle rimane in una situazione abbastanza preoccupante. È una zona che ha queste problematiche, nel senso che talvolta ci sono queste bande di ragazzi, di persone che compiono questi gesti. D'altronde la polizia è informata, fa spesso delle ronde, fa spesso dei passaggi, però ovviamente non è tutto, non si può prevenire tutto. Purtroppo abbiamo alcune viette attorno che sono un po' prese di mira da gruppi non molto tranquilli di ragazzi. Intanto il ministro dell'Interno Piantedosi ha inviato una direttiva ai prefetti di tutta Italia invitandoli a individuare, come già in atto a Milano tramite ordinanze, delle zone rosse nelle città per vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti e poterne disporre così l'allontanamento. I provvedimenti in vista del Capodanno riguarderebbero stazioni ferroviarie e aeroporti, zone della movida, aree urbane e complesse dal punto di vista della sicurezza e piazze di spaccio. L'allarme Baby Gang non riguarda solo Treviso ma anche Padova. Dopo l'aggressione all'addetto alla vigilanza di un locale pubblico di Padova da parte di 4 giovani tunisini, cresce la preoccupazione tra gli operatori del settore. Quel bel faccino durerà poco. Erano stati espliciti i 4 giovanissimi che hanno affrontato armati di coltello e spray e il peperoncino l'addetto alla vigilanza di un locale pubblico di via San Crispino a Padova, tutti subito fermati dalla polizia. Un episodio che porta alla ribalta la pericolosità sociale di questi gruppi, spesso formati da giovanissimi di seconda generazione che proprio nella banda trovano la forza per atti che dal bullismo passano alla vera e propria aggressione. Tra le aree più calde della città, quella della stazione. Confrontandomi molto spesso con operatori di polizia che svolgono la loro attività in quella zona, mi raccontano come queste bande di giovani di seconda generazione
generazione, che tendono ad aggregarsi tra di loro in base all'etnia, siano uno dei problemi più grandi di quella zona della nostra città. Le vittime spesso sono coetanei, studenti che rispondono alla violenza rifiutandosi di uscire di casa, come è accaduto a questo ragazzo. Questo nel momento in cui cambiava il mezzo di trasporto per fare il secondo tragitto per arrivare a scuola, veniva quasi nella quotidianità aggredito, derubato da una banda di ragazzini di questo tipo. Fortunatamente siamo riusciti a scoprire la motivazione e a intervenire attivando forze dell'ordine nel mondo della scuola. Ed è caccia, torniamo dalla Marca al responsabile o ai responsabili della violenta e orribile azione scoperta a Quinto di Treviso, un agnellino, un cane, un gatto di pochi mesi, ma anche alcune galline, tutti animali decapitati, chiusi in sacchi e abbandonati lungo un fossato. Un agnello praticamente decapitato, non c'era la testa. Nell'altro sacco a fianco, quello l'ho dovuto proprio aprire, c'era un cucciolo di cane con la testa mozzata, anche questo. Le teste comunque non erano dentro i sacchi. C'era un altro gattino piccolo e 2 galline, tutti decapitati. È stata una mattinata sconvolgente quella della signora Mirella, il ritorno verso casa da paese dove era andata a fare qualche spesa, passando per la poco trafficata via Boiago. Lì nel fosso dei sacchi che hanno attirato la sua attenzione, poi la tremenda scoperta. Dei sacchi dell'immondizia gialli giù per un fossato, vedendo che da un sacco fuoriusciva del pelo bianco, mi sono comunque preoccupata che potesse essere un animale, un cane, qualcosa, e buttato giù per il fosso, quindi mi sono fermata con l'auto, ho aperto questi sacchi e qui la macabra scoperta. Sul posto, dopo l'avviso della signora, sono arrivati i carabinieri, un'ambulanza del SUEM 118 per portare via i resti degli animali, affidati poi a un'equipe di esperti per ulteriori esami e accertamenti. Ancora sconosciuti i responsabili delle decapitazioni e dell'abbandono, ma soprattutto è ancora incerto il perché di tale atto. Qualche rito, si presume quello. All'agnello mancavano anche le interiora, quindi non si sa esattamente. Secondo alcuni testimoni, quei sacchi sarebbero stati lì da qualche settimana. Il fatto che sia stato aperto può essere stato aperto anche da un altro animale che magari ha sentito l'odore, eccetera, capito? Magari ha strappato il sacco e io ho notato proprio il pelo bianco che fuoriusciva. Il ritrovamento è abbastanza inquietante. Avevamo avuto esperienze di tanti ritrovamenti di rifiuti di altro genere e tipo, però di questo genere no, ho visto anch'io nei social e devo dire che è un po' particolare, questo sì. Adesso lasceremo un po' alle forze dell'ordine valutare di cosa si tratta. Le segnalazioni vanno fatte ed è giusto farle, quindi è importante anche un po' che lo stesso cittadino tenga un po' controllato il territorio. Delle volte metterci il naso, no? come si dice, perché lì in quei sacchi poteva esserci anche un bambino in una copertina. Adesso un altro brevissimo istante di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Nuovo in diretta con Focus TG, l'ultima parte del nostro telegiornale del mattino. Parliamo prima di tutto di lavoro, perché c'è una delle tante vertenze purtroppo aperte in Veneto, è quella della Speedline. Siamo nel veneziano, c'è una notizia di poco fa. Oggi il Tribunale di Venezia ha pubblicato il decreto di apertura all'amministrazione straordinaria di Speedline di Santa Maria di Sala. Finalmente possiamo dare un'ottima notizia che attendevamo tutti con molta ansia. Lo dice in una nota Matteo Masiero, segretario Phil CISL di Venezia. Una notizia che arriva proprio nell'ultimo giorno dell'anno, dice Masiero, e ci consente di concludere il 2024 con maggiore speranza e serenità. Non tutto è risolto, ma da oggi almeno possiamo essere un po' più sereni in attesa di una rinascita e di un riscatto definitivi tanto anelati. A breve il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dovrà nominare ufficialmente il commissario straordinario di Speedline, ossia Maurizio Castro. Secondo Masiero, poi già nei primi giorni del 2025 servirà convocare un tavolo all'unità di crisi della Regione del Veneto per poter finalmente attivare la nuova cassa integrazione. Questa sarà retroattiva dal 19 ottobre 2024 e l'INPS potrà finalmente erogarla, speriamo, in tempi stretti. Servirà un altro incontro sempre al Ministero delle Imprese del Made in Italy, perché anche Speedline rientra tra le aziende in crisi del settore automotive. Ora, conclude Masiero, bisognerà attendere e lavorare per il rilancio del marchio Speedline e delle attività. Non solo, bisognerà mettere in campo tutte le azioni verso la controllante svizzera Ronal
principale responsabile di quanto avvenuto. Quindi la notizia è che è stato pubblicato il decreto di amministrazione straordinaria per la Speedline, uno dei tanti tavoli, dicevamo, delle vertenze sul lavoro aperte nella regione del Veneto. Ricordiamo, tanto per restare su Venezia, la questione, il caso del Fondaco dei tedeschi. È tempo di bilanci per le amministrazioni e allora vediamo che 2024 è stato e che 2025 si prospetta per il primo cittadino di Vicenza, Giacomo Possamai. Il 2024 è stato un anno proficuo per l'amministrazione comunale guidata da Giacomo Possamai. Il sindaco oggi, nel tracciare il bilancio, è partito dalle opere a cui è stato dato l'input affinché la città cresca. L'obiettivo è far ripartire Vicenza attraverso lo sblocco dei cantieri più importanti. Il 2024 è stato un anno importante per la città perché sono ripartiti tanti cantieri che hanno bloccati. Penso a Palazzo Chiericati, penso all'ex macello, un buco nero che da 70 anni era alle porte dell'ingresso del centro storico tra Viale Giuriolo e Piazza Matteotti, penso all'ex ACI dove oggi c'è l'università, penso a tutti gli interventi che si erano fermati o che erano rallentati e che abbiamo fatto ripartire. Sono una città che ha voglia di crescere, di ridare vita ai suoi buchi neri e che ha tanta voglia di correre verso il futuro. A poche ore ormai dall'inizio del nuovo anno il sindaco si propone di dare ulteriore sviluppo ai servizi, in particolare agli anziani, con il rinnovo dell'accordo di programma con IPAB per la realizzazione di una nuova casa di riposo cittadina e l'avvio di un piano di ristrutturazione degli alloggi ERP per incrementare l'offerta sul mercato di case disponibili. Ma l'emergenza a cui dare risposte immediate resta però quella legata all'aumento del rischio idrogeologico. Un anno di grande preoccupazione, 14 volte abbiamo aperto il COC quest'anno e almeno un paio di volte il rischio di fuoriuscita del retrone del Bacchiglione è stato veramente reale, veramente pesante. L'acqua segna veramente il futuro e il destino della nostra città. Quest'anno abbiamo voluto anche proporre in Basilica Palladiana una mostra con il tema dell'acqua proprio per riflettere su come l'acqua sia fonte di vita ma anche grande elemento di preoccupazione per la città, per cui servono ancora investimenti sul fronte della difesa idrogeologica, servono bacini sul retrone, in particolare sugli affluenti, sull'Onte e sulla Dioma. Serve difendere la città, difendere il territorio perché vediamo come gli eventi atmosferici siano sempre più estremi. È stata una giornata di bilanci, quella di ieri, anche per un altro sindaco, il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro. Un 2024 che è stato indubbiamente particolare, l'inchiesta Palude che ha travolto l'amministrazione ha detto un anno funesto umanamente, ma resta ottimista e dice restiamo tra le città che stanno ottenendo i migliori risultati in Italia. Peraltro si è lasciato anche sfuggire ieri in conferenza stampa che potrebbe fare un pensiero anche a una candidatura alle regionali quando appunto finirà prossimamente il mandato da sindaco. Sentiamo Brugnaro. Fondamentalmente sono una persona buona e onesta, lo dimostrerò in tutte le sedi, questo dal punto di vista per carità, ed è giusto che i magistrati facciano il loro lavoro, ma anch'io mi difenderò con la legge fino in fondo perché la mia onestà non avrà prezzo, cioè non c'è limite a questo. Con la fine del 2024 si chiude un anno che per quanto lo riguarda il sindaco Luigi Brugnaro non esita a definire funesto dal punto di vista umano. Lo è stato dopo lo scoppio dell'inchiesta giudiziaria che da luglio ha travolto i vertici del comune di Venezia e influito almeno per un certo periodo sull'attività amministrativa della Giunta, attività della quale rivendica comunque i risultati. È una delle città che sta performando meglio in assoluto in Italia. Il Bosco dello Sport sta viaggiando assolutamente nei ritmi precisi, il PNRR, quello europeo, non ci ha finanziato, ma sono riuscito comunque a farmi comunque finanziare dallo Stato i 100 milioni che ci mancavano, 200 li ha messi il Comune facendo riserve in tutti questi anni. E il bilancio del Comune è buono, abbiamo lavorato su tutte le partecipate, tutti i bilanci sono in positivo, addirittura il Casino quest'anno ci dà un dividendo di 20 milioni di euro. Con tutti gli assessori e i consiglieri delegati, Brugnaro cita il Mose e l'innalzamento delle rive, la lotta al motondoso con l'avvio della sperimentazione del Barcavelox, il contributo d'accesso, i tanti cantieri aperti o da aprire in città, la riqualificazione di Piazza Mercato a Marghera e il progetto di Ali nell'area dell'ex ospedale Umberto I di Mestre. Abbiamo fatto crescere Mestre tantissimo, ma non soltanto sul settore turistico, ma un po' dappertutto. Crediamo
nella bretella dell'autostrada, dell'aeroporto. Il porto lo stesso, siamo convinti che sia una struttura fondamentale per la città. Un quadro nel quale c'è però un nervo scoperto. Il problema della sicurezza è il primo problema che abbiamo, non c'è economia, non c'è sviluppo sulla sicurezza, ma bisogna ringraziare le forze dell'ordine, hanno fatto un lavoro incredibile, stanno facendo un lavoro incredibile, tutti insieme lo stiamo facendo, anche quelli che segnalano i problemi. Un'ultima battuta è riservata alla protesta che anche l'altra notte ha denunciato lo spopolamento di Venezia, prendendo di mira le cosiddette key box fuori dalle locazioni turistiche. Ma le key box, allora io personalmente sono contrario, nel senso che sono brutte, se sono brutte le togliamo, io sono contrario al brutto, però non all'efficienza, cioè se assieme alla sovrintendenza troviamo qualche meccanismo, il quadro deve essere rispetto della città, per cui tu affitti un appartamento, guadagna quanto vuoi, affittalo quanto vuoi, non devi disturbare nessuno. E le reazioni non sono mancate dopo la conferenza stampa di Brugnaro. La segretaria del Partito Democratico di Venezia, Monica Sambo, ha definito la conferenza di fine anno di Brugnaro 2 ore di campagna elettorale fatta di un racconto fantastico di successi di cui nessuno si è accorto e dimostra la distanza tra Brugnaro e la realtà che vivono i cittadini. Sambo definisce assordante il silenzio sull'assenza del finanziamento per la legge speciale che il sindaco aveva promesso, 150 milioni, il governo li ha ridotti a 5. Per Gianfranco Bettin, capogruppo di Verde Progressista, con la solita prosopopea autocelebrativa, sindaco e giunta non hanno spiegato perché abbiano speso centinaia di milioni pubblici per lo stadio e il palasport invece che per i bisogni di migliaia di persone, di famiglie. Ne si sono spiegati e magari scusati, continua Bettin, per il tragico ed eclatante fallimento della loro politica sulla sicurezza, a causa della quale la città è in balia di violenza e degrado. Queste le reazioni alla conferenza di fine anno di Brugnaro. È tempo di bilancio anche per la sanità, luci e ombre ovviamente a livello regionale. Andiamo nell'ULSS 8 Berica con un 2024 ritenuto sostanzialmente positivo. Sicuramente sono risultati positivi per la nostra azienda ULSS 8 Berica, risultati positivi sia per quanto riguarda la dotazione del personale sia per quanto riguarda l'attività svolta. Per quanto riguarda il personale, la nostra dotazione organica vede un incremento di 88 unità, quindi 88 dipendenti a tempo indeterminato in più rispetto al 31/12 del 2023 dello scorso anno. Di questi 88, 18 sono medici e 24 sono dirigenti sanitari non medici, prevalentemente dirigenti psicologi. Per l'ULSS 8 Berica dunque il 2024 è un anno positivo di crescita. Con l'aumento dell'organico aumentano i benefici per gli utenti. Registrati in crescita infatti le attività specialistiche e diagnostiche, i ricoveri, le attività chirurgiche e le attività in sala operatoria. Le liste di attesa in particolare si attestano entro i limiti fissati dalla Regione grazie anche alla figura dedicata del responsabile unico aziendale. Per quanto riguarda le liste d'attesa, l'azienda ha risposto bene, sicuramente con esito positivo alle prestazioni in preappuntamento che al 1 gennaio di quest'anno erano 27.300 e ad oggi sono 4.300. Sono state erogate per quanto riguarda le prestazioni specialistiche e diagnostiche 106.000 prestazioni in più rispetto al 1,5 milioni di prestazioni specialistiche che ogni anno l'azienda garantisce. Radiologia e la neuroradiologia sono i reparti che hanno registrato un forte incremento del numero di esami svolti, 16.000, un dato ragguardevole grazie anche al migliore svolgimento delle indagini diagnostiche permesso dall'installazione di nuove grandi apparecchiature come l'acceleratore lineare per la radioterapia, delle TAC e dei mammografi. L'attività dell'azienda è incrementata nel corso 2024 nonostante i disagi derivanti da tutti gli interventi di ristrutturazione interna che hanno visti coinvolti tutti i nostri ospedali e nonostante anche quegli interventi strutturali che sono stati resi necessari per attivare 20 nuove grandi apparecchiature. Questo dunque per quanto riguarda l'ULSS 8 Berica. Una delle problematiche della sanità non riguarda soltanto le liste d'attesa e la carenza dei medici, ma anche la sicurezza dei sanitari, medici e infermieri. Da questo punto di vista non ci sono confini di ULSS, il problema riguarda davvero tutte le aziende sanitarie e non solo in Veneto. Ne fa un quadro abbastanza inquietante il presidente uscente dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Crisarà, che
soltanto per la provincia di Padova, per l'Ordine dei Medici di Padova, racconta di un numero quadruplicato in 4 anni, nei 4 anni della guida dell'Ordine dei Medici. Sentite. Abbiamo avuto 4 volte in più esposti rispetto alla consigliatura precedente e questo fa il pari di un malessere sia della professione che dei cittadini sempre crescente, che poi viene fuori dentro al suo momento peggiore dentro l'aggressione a pronto soccorso. Le aggressioni nei pronto soccorso, come quella di Cittadella dello scorso 2 novembre, sono solo la punta dell'iceberg della violenza nei confronti dei sanitari. Basti pensare che negli ultimi 4 anni all'Ordine sono arrivati più di 410 esposti contro i circa 170 dei precedenti 4 anni e più della metà di questi esposti sono stati archiviati senza procedere in quanto insussistenti. Per noi è importante che cambi una mentalità, che si torni ad un rispetto reciproco, soprattutto ad un rispetto della professione che in questi anni per 1000 motivi, 1000 responsabilità, anche degli operatori sanitari, ma non soltanto degli operatori sanitari, soprattutto di una politica che non ha programmato, di una politica che non ha scelto, di una politica che probabilmente non ha interesse a che i medici siano di nuovo quello che erano in passato, cioè il punto di riferimento di una comunità, superando il paternalismo medico, però sicuramente non mettendo continuamente in discussione la loro professionalità e la loro dedizione al lavoro e alla gente. E sul tema della carenza dei medici, Crisarà dice che è una fake news spinta anche dalla politica. Si continua intorno a questa bugia della mancanza di medici. I medici non mancano, non sono mai mancati, sono mancati gli specialisti, ma perché è mancata la programmazione, perché negli anni passati attraverso i tagli lineari si sono tagliate le borse di studio e quindi adesso non ci sono più medici, non ci sono più specialisti, non ci sono più medici di famiglia perché non si è programmato e adesso si sta facendo lo stesso lavoro al contrario. Noi avremo una pletora di specialisti nel futuro che non ci serviranno perché avremo tantissimi oculisti, avremo tantissimi dermatologi, avremo tantissimi otorini, però non avremo anestesisti, non avremo medici dell'emergenza, non avremo medici di famiglia, non avremo laboratoristi, non avremo anatomopatologi che sono comunque delle figure fondamentali. Dalla carenza degli specialisti e dei medici alla carenza di un'altra figura importantissima, quella dei vigili del fuoco. A Vicenza l'organico è carente di circa il 30% rispetto al fabbisogno ed è davvero un problema, anche perché il 2024 è stato un anno molto impegnativo e più impegnativo rispetto al scorso anno, con un incremento di interventi pensate del 12%. Allora il punto della situazione con il comandante Andrea Gattuso. Sull'organico purtroppo abbiamo delle carenze, abbiamo circa un 30% di carenze sia nel ruolo amministrativo sia nel ruolo operativo. Questo chiaramente comporta tanto impegno da parte del personale, soprattutto a volte quando è libero dal servizio, quindi tanti dei servizi che facciamo vengono fatti con personale di turno libero ricorrendo a prestazioni straordinarie, quindi un impegno del personale davvero importante. La pianta organica dei Vigili del Fuoco resta ancora l'elemento più in sofferenza tra i problemi che affliggono i pompieri di Vicenza, a cui sono richieste molto frequentemente prestazioni straordinarie. Nel ruolo strettamente operativo invece le carenze sono più limitate, intorno al 20%, grazie anche all'incremento di nuove unità introdotte nei diversi ruoli di caporeparto, caposquadra e vigile ordinario. Previsto in primavera l'arrivo di nuove leve grazie all'incremento del numero di concorsi deciso dal Dipartimento. Il 2024 è stato un anno impegnativo per i Vigili del Fuoco di Vicenza, impegnati in oltre 7.000 interventi, 12% in più rispetto allo scorso anno. Cruciali la questione sedi e dotazioni. Praticamente arrivata a conclusione l'avvio delle procedure per la nuova sede del distaccamento di Bassano del Grappa e la realizzazione in prospettiva del polo di addestramento delle specialità fluviali. In via di definizione invece la questione della sede di via Farini in città. Sul fronte dei mezzi al momento la situazione sembra invece ottimale. Sui mezzi devo dire che comunque abbiamo un buon parco automezzi, i mezzi sono recenti, sono di nuova concezione, quindi operiamo molto bene con gli automezzi che abbiamo. Il
Dipartimento da questo punto di vista è molto attento, quindi ci sono gare continue per assegnazione di nuovi automezzi al comando. Sulla questione caserma? Sulla questione caserma allora ci siamo orientati, siamo già a una buona fase della definizione della procedura di acquisizione della sede dove siamo adesso. Questo progetto prevede l'acquisizione della sede che dovrebbe avvenire entro il prossimo anno e poi successivamente ci sarà l'ampliamento e la ristrutturazione. Ci abbiamo già lavorato, ci stiamo già lavorando su questa ipotesi e siamo già a buon punto. Torniamo a Bassano, c'è una polemica di queste settimane che resta alta, quello delle nuove aree commerciali a Bassano. Il Comune dice di avere le mani legate perché si tratta di una sorta di eredità della precedente amministrazione, ma per qualcuno non è proprio così. In arrivo nuovi supermercati in città, all'ex Elba, all'ex Enel, in via Cristoforo Colombo. Le nuove aree commerciali andranno a rivitalizzare aree degradate, nel solco di quanto prevedono le regole urbanistiche della città. E se la notizia ha già fatto saltare la mosca al naso ai commercianti che vedono il centro commerciale naturale del centro storico sempre più preso d'assalto, l'amministrazione ha ammesso di avere le mani legate perché, dicono, si tratta di percorsi che arrivano dalla precedente gestione. Ma qualcuno non è d'accordo. Non è così, basterebbe chiedere a Nicola Finco, al sindaco, cosa fece a suo tempo come consigliere regionale per bloccare ad esempio l'iniziativa di accordo pubblico-privato in via Capitelvecchio. Campagnolo tira fuori dal cilindro la vicenda legata alla variante dell'ex area Pengo che nel 2018 pose commercianti e amministrazione su due sponde opposte e parecchio lontane. E poi si è visto come è andata a finire. Insomma, per Campagnolo i mezzi per tirare una riga sul progetto ci sono e come. Quando c'è un accordo, quindi c'è una valorizzazione di un'area, sia area degradata o area verde, il maggior valore che si genera per questa valorizzazione, che passa per un atto amministrativo del Consiglio Comunale, deve essere riconosciuto al 50% all'ente pubblico, cioè io ti do un vantaggio, tu mi paghi per questo vantaggio che hai ricevuto come ente pubblico e io questi soldi li spendo per la collettività. La legge dice minimo il 50%, quindi io posso, giustificandolo, chiedere anche di più del 50%. L'accusa è pepata e fa un giro piuttosto largo, passando anche per un'altra vicenda che ha visto l'amministrazione contestata, stavolta da cittadini e associazioni, sul tema di San Lazzaro. Questa amministrazione, già dalla vicenda San Lazzaro di non lontana memoria, ha sempre chiesto il minimo previsto. E per carità, dal punto di vista normativo va bene, ma è una scelta politica quella di chiedere di più. L'impianto di Campagnolo è questo, si può fare, è legittimo, ma il consigliere suggerisce che più che la possibilità manchi la volontà. È legittimo, io posso dire, siccome tu apri un'ulteriore attività commerciale al di fuori del centro storico, questa attività commerciale ad esempio penalizza ulteriormente il centro storico, io ho bisogno di più risorse per valorizzare il centro storico, per renderlo più attrattivo, quindi ti chiedo più soldi perché ti do questa possibilità. Allora sentiamo cosa ne pensa l'assessore all'urbanistica Andrea Viero. È una polemica sicuramente pretestosa. Innanzitutto ci tengo a precisare che sono delle valorizzazioni di aree che in questo momento sono degradate, penso all'ex Elba e penso anche all'ex Enel. È chiaro che stiamo parlando di attività commerciali che non trovano collocazione in centro storico. Altro che giorni della merla. Il gelo a Bassano arriva a fine anno, è una lastra di ghiaccio sui rapporti fra comune e commercianti, ai quali non vanno giù le preventivate aperture di grandi superfici di vendita in aree degradate all'ingresso della città. L'assessore all'urbanistica Andrea Viero non ci sta e rispedisce le polemiche al mittente. Le aree individuate sono aree degradate, lo sono dal punto di vista urbanistico, sono state identificate ancora dall'amministrazione Poletto, sono regolate dalla legge regionale 50, proprio quelle che regolano il commercio, e sono aree a vocazione commerciale. È chiaro che quelle strategie urbanistiche servono per incentivare proprio la riqualificazione delle aree. A questo punto c'è chi chiede perché le scelte non siano state condivise con la popolazione. Non stiamo parlando di aree pubbliche, sono aree private di iniziativa privata e regolate da norme precise. Quindi è chiaro che in qualche maniera l'amministrazione certo può in qualche modo condizionare o portare il privato verso una strada che porti maggior vantaggi alla collettività, però è chiaro che stiamo parlando di iniziative private, di aree tra l'altro grandissime, penso all'ex Elba con superfici molto importanti dove deve esserci anche ovviamente un equilibrio tra la trattativa privata nell'acquisizione dell'area ma anche poi una sostenibilità rispetto
rispetto all'intervento che viene realizzato. Il rischio, secondo l'assessore, è che altre scelte portino a soluzioni molto più impattanti. Destinazioni diverse al commerciale molto probabilmente porterebbero ad interventi di maggiore impatto in termini di volumetrie. Chiaro che invece la normativa regionale va proprio in questa direzione. Le aree che sono degradate possono essere riqualificate con destinazioni commerciali. Un problema per i commercianti non è solo la presenza di tanti supermercati un po' dappertutto, ma anche ovviamente un cantiere che ovviamente blocca la circolazione dei clienti. Allora a Padova c'è il cantiere, ci sono i cantieri del tram che chiaramente hanno delle conseguenze per i commercianti di Padova. Allora sono disponibili sul sito del comune i moduli per richiedere le agevolazioni per commercianti e artigiani che hanno appunto negozi e botteghe lungo i cantieri del tram. Tasse ridotte per i commercianti e gli artigiani che si trovano sulle strade interessate ai cantieri del tram. Ad annunciarlo l'assessore al commercio e ai tributi Antonio Bressa. Le agevolazioni decise dall'amministrazione prevedono l'esenzione del canone unico patrimoniale per le esposizioni pubblicitarie nel periodo di durata dei lavori e la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa dei rifiuti. Da ieri sono disponibili sul sito del comune i moduli per presentare le domande di aiuto economico. Avevamo previsto che dal 2025 potessero essere richieste a consuntivo le agevolazioni per i cantieri dell'anno precedente, spiega l'assessore Bressa. Siamo pronti già con qualche giorno d'anticipo e gli interessati possono già trasmettere la domanda di agevolazione. Alle associazioni di categoria chiediamo massima collaborazione per diffondere questa opportunità, ricordando che abbiamo stanziato oltre 1,7 milioni di euro in 3 anni per sostenere le attività economiche durante i cantieri. Si tratta di un impegno concreto per aiutare commercianti e artigiani a superare le difficoltà che possono essere causate dai lavori in vista dei benefici che queste infrastrutture porteranno per tutta la città una volta completate. Sul sito del comune inoltre si trovano le vie interessate dai lavori e la durata dei cantieri. E restiamo a Padova chiudendo proprio con la Basilica di Sant'Antonio, uno dei luoghi giubilari della chiesa di Padova. Domani sera al termine della celebrazione delle 18 sarà inaugurato l'itinerario in 10 tappe pensato per i pellegrini. Si aprirà ufficialmente con l'anno nuovo al termine della Santa Messa delle 18 del 1° gennaio il cammino del Giubileo al Santo. L'invocazione allo Spirito, il canto del Veni Creator accompagnerà padre Antonio Ramina nell'itinerario che la comunità dei frati vuole proporre ai pellegrini che entreranno in Basilica in questo anno di grazia. Accanto alle forme classiche della liturgia e del sacramento della riconciliazione, sono 10 le tappe dedicate ai pellegrini che partiranno dal cuore della Basilica, l'Arca del Santo. La prima tappa di questo pellegrinaggio in cui si potrà affidare proprio a Sant'Antonio ogni sogno, ogni desiderio, ogni preghiera che portiamo nel cuore, lì vicino la cappella della Madonna Mora, e proprio con le parole di Sant'Antonio possiamo affidarci alla Vergine Madre, alla cappella di San Giuseppe, e poi ci si potrà affidare alla parola di Dio. Questa è una tappa che è stata pensata proprio per valorizzare il tema dell'ascolto. Ciascun pellegrino potrà accogliere un versetto della Sacra Scrittura che in questa tappa viene posto all'evidenza, fino ad arrivare alla cappella delle reliquie, dove quest'anno in modo eccezionale sarà portato al centro della cappella stessa uno dei reliquiari più importanti che custodisce l'apparato vocale di Sant'Antonio. Per i pellegrini attesi in Basilica è stata pubblicata una guida al pellegrinaggio intitolata Pellegrini di Speranza con Sant'Antonio, che propone, tappa dopo tappa, un itinerario spirituale con momenti di raccoglimento e preghiera. La guida è stata stampata in 7 lingue, italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese e polacco, e sarà disponibile gratuitamente all'ingresso del santuario durante l'anno santo. Invitiamo tutti ad accogliere questo evento di grazia che credo ci aiuti a recuperare l'essenziale della nostra fede, cioè il senso della misericordia di Dio che viene sempre incontro a noi donandoci in pienezza la sua benevolenza, e il senso della solidarietà tra di noi. Infatti ogni pellegrinaggio è davvero pellegrinaggio nella misura in cui viene
concepito e vissuto nella condivisione con altri. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.